governare l'irruenza che stiamo per andare a vedere e a vivere tra gli atleti. Portabandiera dei colori della Juve Motion all'angolo blu, pronto a salire Simon Stoico. All'angolo rosso, portabandiera dei colori della Padova Ring, sale Domenico De Siena. Vai Dome! Anche questo incontro si disputa sulla lunghezza delle 3 riprese da 3 minuti. Arbitra Damiano Brasinato. Che ansia. Spero che non ha mangiato pesante oggi. No, in realtà non ha mangiato tanto. Perché poi si sa. No, perché era in ritardo e ci siamo persi via tantissimo. Era l'1:40 che fa, oh cazzo, ma io alle 2 devo essere là. So che giustamente inizia a fare un po' di allenamento prima di... Chiamati al centro ring per il concerto saluto. Inizia la prima ripresa. Tutto basso e basso. È stracazzato. Sì, però questo qua sembra che più che attaccare di box attacca come se fosse una lotta libera. Sì, è vero. Mamma mia, l'ha preso il brutto. Vai Dome! Vintalo, bravo! Si attacca tutto il tempo. Si attacca tutto il tempo. Però spero che non avremo una parità, perché è Domenico quello che sta. Domenico sta combattendo e quello là che invece si attacca. Vai, muovi le gambe Domenico! Quello già è Però mi sta esausto. tirando pugni. Là, Milano! Domenico sta andando forte. Bravo! Dai Dome. Quello lo manca sempre. Mamma mia, diretto. Mamma mia. Dato un diretto. Che secondo me quello non se lo scorda più. Ah, Però non lo può bloccare più. no, infatti. Ma io vorrei capire veramente, non capisco un cazzo. La maggior parte delle volte. Bravo Domenico, solo Domenico! Se dicono bravo Domenico significa che stanno andando bene. Ah, ecco. Dai Dome! Dome! Termina la prima ripresa tra Stoico e Domenico De Siena. C'è la banda di Lupacchiotti.
Comunque io sono agitatissima a vedere una cosa del genere, non riesco a capire come fanno ad essere così calmi loro. Boh. Evidentemente ti abitui. Vedi quello Sì, forse potrei bloccarlo il video, ma non so dopo se riesco a farlo ripartire, quindi te lo solo tengo. Quanto dura? Fuori i secondi. Riesce a fare? Boh, ho il telefono che non ha niente, quindi... Io una volta con il mio ho fatto 40 minuti di distrazione. Sì? Col mio cellulare 40 minuti di distrazione. A inizio la seconda ripresa. Dai Dome! Dai, Domenico, fatti! No, Domenico no, non te. Mamma mia. Cioè, cazzo, l'ho chiuso. Vai Dome! Si è sganciato il sacco. Si è sganciato il caschetto. Però quello si attacca sempre. Oh. Sì, ma gli va contro con la testa anche. Mi ha detto un sacco di volte che fa la parità. Cazzo però vieni male sotto. Sì, sì, gli è entrato con un gancio. Più che altro non tiene sulle mani da qua. Cioè se quell'altro cioè se ne rendessi conto Dome quando gli tira un pugno dopo rimane con le mani giù. Si chiude qui. Seconda ripresa tra Simon Stoico e Domenico De Sena. Sì, comunque i blu hanno l'abitudine di farli bere, mentre i rossi no. In teoria vogliano pure la... Sì, secondo me è vero, è vero. Non chiederglielo dopo. Fuori i secondi, pronti a vivere la terza ed ultima ripresa. Anche il fatto che li tengono in piedi. Ecco la terza ed ultima ripresa. Così non Si è dice messo un nulla. po', infatti. Dai Dome!
Cosa è successo? Quello si abbassa. Quello sta basso. Si è abbassato pure. Ma fino adesso però l'ha fatto bene. Secondo me sì, poi sperando che non lo parità di nuovo. Ma Quello si attacca prima. Dai Domenico che è stanco! Vai! Mamma mia, cazzo di perché? poi se lui dà lo stop. Dai! Accelera Domenico che ne hai! Vai Domenico! Vai Dome! Vai Milano 1-2! Subito! Il tempo passa così. Stacca! Stavo dicendo, poi ho detto no. Ma no, ma digli. È l'ultimo incontro che fa per un po'. Quindi. Mi ricordo quando era A morte. Spacca, spacca. Dai Dome che manca poco! Termina la terza ed ultima ripresa tra Saigon Stoico e Domenico De Siena. Un applauso a entrambi. Bravo! Non ho la minima idea. No, allora dobbiamo chiedergli perché l'altra squadra continua a bere e perché lo bloccavano così e faceva il conto. Perché sempre quello là è esausto. Ora vediamo se sono stati corretti. Cioè, penso che diamo picche di nuovo. Signori, il settimo incontro viene vinto ai punti da Domenico De Bravo!